Siamo con Alice Garbi davanti alla Grande Quercia. Cosa ci racconti, Alice? Pensate che uno dei dottori di Bismarck, cancelliere di ferro, gli consigliò, per placare i suoi nervosismi, di farsi una mezz'oretta al giorno sdraiato sotto una quercia. E qui, dietro alle mie spalle, la quercia del parco. Questa è una quercia farnia, è una quercia di una cupola molto molto ampia, di un fusto robusto, i suoi rami sembrano quasi ricci. In questo momento è bellissima perché tra l'altro le querce mettono le foglie molto tardi a primavera, quindi per tanti mesi si vede la silhouette che di solito a chioma piena non si vedrebbe. Ed è la pianta per eccellenza. Sempre nelle voci del bosco Mauro Corona la paragona ad una massaia che fuori dalla porta invita gli altri a mangiare in casa e a far festa. È la regina, la possenza delle piante, cresce più in estensione che non in altezza, questa ha un'altezza di 35-40 metri circa. È la quercia più antica del giardino, è proprio nella parte storica di parco ed è il simbolo del nostro paradiso terrestre. Le querce all'interno del Parco Giardino Sigurtà si trovano nella parte storica, quindi il bosco che arriva dall'eremo, arriva quasi fino al labirinto e arriva appunto al castelletto. Ecco, questa zona antica è tutta una zona di querce, per lo più querce farnie, che la quercia farnia è la pianta tipica poi dell'antica pianura padana. All'interno del parco troviamo altre querce oltre alle querce farnie, troviamo i cerri, troviamo i lecci, si distinguono dalla foglia ma si distinguono anche dalle ghiande e fortunatamente le ghiande vengono disperse in tantissimi modi, per cui ricacci di piccole querce ci sono ovunque nel giardino. Queste sono ghiande che si sono aperte, che sono uscite dalla loro, eh, come dire, dalla loro casetta coriacea e stanno gemmando. Quindi hanno trovato terreno fertile, nonostante qui ci sia un bel bosco di querce, vuol dire che la luce penetra lo stesso dalla chioma delle querce. Hanno trovato terreno fertile, hanno messo radici e stanno cominciando la loro vita e la loro crescita.